Esordio con vittoria per il Marineo, mister Marino, lo salutiamo e chiediamo subito che corde ha toccato in settimana, perché sembra una squadra praticamente cambiata rispetto a prima. Innanzitutto buonasera. Niente, diciamo che ho continuato il lavoro che ha fatto il vecchio mister, perché alla fine il lavoro l'ha fatto lui. Io solo ho cambiato qualche piedina. Diciamo che ho lavorato più sulla testa dei ragazzi che sulle gambe, perché avevamo bisogno di essere stimolati, avevamo bisogno di essere incoraggiati, perché ho visto già da subito che hanno la cultura del lavoro, hanno la cultura di impegnarsi, di soffrire, e quindi l'hanno fatto e sono veramente orgoglioso di aver accettato questo incarico. Adesso invece una domanda un po' più tattica, perché l'Oporto solitamente giocava come centrale, adesso con lei terzino destro, una scelta sicuramente vincente, visto anche il risultato. Come mai? E come mai? Bisogna studiare la propria squadra, ma bisogna studiare pure gli avversari. Io il Ciacco lo conoscevo praticamente tutto, perché sapevo che su quella fascia c'era Erbini, che per ora è in forma e che era l'unico che poteva imbucare, e quindi ho scelto Giuliano perché c'è un passo diverso, un passo che poteva fare la sua, e ci siamo riusciti. Siamo stati pure fortunati, ma ci siamo riusciti, la scelta è stata quella giusta. Una vittoria importante che adesso allontana un po', almeno sicuramente per questa sera, la paura delle zone più calde della classifica, però il prossimo match è fondamentale contro il Partinico Audace. Come lo giocherete, come la giocherete e come la preparate in settimana, perché è una sfida veramente tanto importante. Ma ogni sfida sarà importante. Oggi abbiamo vinto con lo Sciacca, già io mentalmente l'ho accantonata, già penso al Partinico che sarà un'altra gara, un'altra guerra. E bisogna capire che l'eccellenza è un campionato particolare, che se tu molli di un centesimo, molli di un minuto, molli di un secondo, ti fregano. Devi stare sempre sul pezzo, devi impegnarti il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e sabato e pensare alla gara prossima.